A Noa, Zeuspeus de sa Grecia, qui stiamo peggio della Grecia. Così mi dice al telefono Tore Corriga, uno dei 160 operai della Rockwool di Iglesias. 3 anni fa producevano lana di roccia, poi l'azienda, una multinazionale, ha spostato il lavoro in India. È accaduto lo stesso con la chimica dottana, con la cartiera di Arbatax e con la Vilnis di Porto Torres. E lo stesso si ripete con l'alluminio del Sulcis. Prima era Alumina, ora Alcoa. La Sardegna è l'isola dei tradimenti. Aziende nazionali e internazionali che arrivano come dei salvatori, promettono lavoro, incassano i contributi e poi se ne vanno, lasciando relitti, scorie e cassi integrati. Nell'inferno della crisi il Sulcis è il girone più duro. Oltre alle miniere e alle aziende stanno chiudendo i negozi. Chiude un'attività commerciale su 3. Il tempo dei coltelli, dei banditi e del codice barbaricino è finito da mezzo secolo, ma rabbia e disperazione potrebbero far riemergere la violenza del passato, la valentia di chi si faceva giustizia da sé. Negli assalti ad Equitalia ce ne sono già i segni. Gli operai stanno tornando a fare i pastori, ma il prezzo del latte è talmente scannato che di pastorizia non si vive più. In campagna intanto si torna al baratto, il pastore offre un agnello in cambio delle patate, il pescatore prende la legna e offre i pesci. Nel turismo le presenze sono scese del 20% e gli incassi della metà. Un enorme cigno bianco di cemento protegge gli ospiti tedeschi e austriaci del signor Pinna, il camping un ugampusantu, un cimitero. I prezzi delle navi raddoppiati fanno della Sardegna un'isola nell'isola. Il 14 di agosto 238 alberghi avevano camere disponibili, non succedeva da 15 anni. Quando la sera si esce, le strade sono semideserte. I soldi da spendere per divertirsi sono finiti e costano meno le piazze virtuali. A Cagliari, nei locali, i ragazzi non fanno più 2 o 3 consumazioni come qualche anno fa, ma si portano in auto alcolici a basso costo comprati nei discount. Nei paesi di montagna, le uniche fonti di reddito sono i cantieri forestali, la pastorizia e le pensioni degli anziani sopravvissuti alla riforma. Nel Sulcis invece si campa sulle pensioni dei padri e dei nonni, cioè la silicosi funziona come un ammortizzatore sociale. A Nuoro, la sede di Equitalia è stata rapinata 2 volte in 2 mesi. Ad Arbatax, durante l'ennesimo colpo a Banco di Sardegna, uno dei 9 ostaggi ha chiesto ai banditi «Ma perché fate queste rapine?» E uno dei banditi ha risposto «C'è crisi». Uniti nella lotta, in quest'isola ribelle, il lavoro non si tocca, confidiamo nelle stelle, le luci all'orizzonte delle nostre ciminiere.